a direzione gara, pronti per questa seconda manche. Parte subito benissimo Natale Casalboni, ottimo lo spunto anche di Tomassini che scatta benissimo dalla seconda fila e va addirittura a cavalcare Giancarlo Fattori. Quindi si trova in terza posizione, quarto Silvano Bava. Quindi questa è la situazione dopo le prime due curve, però vedo che i piloti hanno ancora parecchia difficoltà. Con 1240 più in difficoltà i due piloti della Pali Team, vale a dire Giancarlo Amatori in questo momento seguito sempre da Daniele Tomassini con questa Mitsubishi Colt, struttura con la quale proprio questa Mitsubishi Colt Natale Casalboni ha preso parte quest'anno ad alcuni appuntamenti del campionato Fiat CEZ, il campionato del Centro Europa di Autocross, dove ad una gara dal termine Casalboni ha matematicamente conquistato il terzo posto, quindi ottima prestazione, non andando a partecipare a tutti gli eventi in calendario. Comunque ottima la sua prestazione, perché almeno Casalboni si è assicurato un terzo posto nella categoria Touring. Seconda manche, intanto Casalboni e Tomassini, eccoli qua sul traguardo per iniziare il quarto passaggio. Ricordiamo che sono i 5 i giri da disputare. Chiamata per i piloti del gruppo 4 Buggy 1006 a prepararsi al cancello i numeri 187 Visentini, 138 Pigatto e 179 Padovani. Ricordiamo, sono i piloti che entreranno in pista a seguire questa manche del gruppo 1 e 2. Va per vada tutto.
passato in questo momento per Casalboni e Tomassini. Mentre sempre ancora in difficoltà, Amatori in terza posizione, ma tutto lì tranquillo a cercare di portare a casa questa manche, quindi questo suo terzo posto. Casalboni che quindi va a vincere questa seconda manche davanti a Daniele Tomassini. Allora sempre con le ruote coperte, però passiamo al campionato italiano, gruppo 2, terzo posto per Daniele Tomassini. Secondo classificato Giancarlo Amatori. E al primo posto Natale Casalboni. Eccolo qua allora il podio del gruppo 2, altro applauso quindi per Casalboni, Amatori e Tomassini. Giancarlo ridi un po', dai. Io non so serio. Grande Daniele! Vai Lillo! Dopo sei davanti che era meglio. Bene dai, mandiamoli giù, posto. Passiamo al gruppo.